Quella di lunedì scorso è stata una giornata che potrebbe segnare una svolta fatale per i colori biancazzurri. Infatti, lo ricordiamo ancora, con una lunga lettera, l'ex patron dell'Akragas Giuseppe Dedi dice addio al calcio agrigentino e consegna la squadra al sindaco di Agrigento, Franco Miccichè. Si dice spesso, morto un re se ne fa un altro, ma dopo la cessione del club al sindaco di Agrigento Franco Miccichè, adesso cosa attende il gigante? Il web, come spesso accade, dà dei suggerimenti per alcune alternative, ma i diretti interessati non sembrano essere tanto stimolati dal forte richiamo. La squadra si trova quasi alla fine della sua tormentata corsa, anche se la matematica non ha espresso alcuna sentenza definitiva. Ma come si può risolvere la situazione? Intanto il primo passo avanti è stato fatto con la consegna del club al sindaco Miccichè, che adesso si dovrà assumere l'onere di chiamare al capezzale del gigante qualche imprenditore per completare la stagione con dignità. Nei mesi scorsi c'erano stati due contatti, il primo con l'imprenditore locale Laporta e il secondo con il vicentino Emanuele Canzonieri. Due trattative che sono subito tramontate per motivi apparentemente sconosciuti. La nuova situazione potrebbe riaprire questi contatti? Attualmente attorno a questa vicenda c'è un assoluto silenzio, ma c'è chi giura che sotto la cenere cova il fuoco e presto ci saranno delle novità. Lo spera tutta la piazza biancazzurra che con grande apprensione sta seguendo la vicenda per il futuro agregantino.